Oggi, 15 novembre 2016, a Montepalma, abbiamo qui proprio di fronte a casa nostra un bel laghetto, questo laghetto gentilmente concesso dal comune da una trentina d'anni, i quali geni comunali non sono mai riusciti a risolvere codesto problema. Riprendi che l'acqua addirittura non è abbastanza alta, perché sono solo 10 minuti di pioggia. 10 minuti di pioggia. Questa è la gestione comunale in una trentina di anni, che non riescono assolutissimamente a risolvere i problemi, però abbiamo pagato urbanizzazione ma non abbiamo le panchine, e in ogni caso paghiamo ugualmente le tasse, ma siamo sempre i classici cittadini di serie B, quelli che praticamente evadono, non pagano, cioè non gliene frega niente a nessuno. Questa è la situazione. Da notare come è allagata la via Torino, sarà pure allagata una parte di via Milano, sicuramente via Turiscordo. In particolare noi abbiamo l'acqua gentilmente concessa sempre dal comune di Misterbianco dentro le nostre proprietà, ma non so se è il caso di fare una denuncia al comune per procurato disastro, ma questa è una cosa che vedrò in seguito. La macchina che vabbè, una macchina che passa. Beh, cosa dire? Non ci sono parole. Grazie Di Guardo, grazie a Ninello Caruso, grazie a tutti i precedenti sindaci, grazie all'ufficio tecnico che non è in grado di risolvere un problema così semplice, nonostante una segnalazione e una soluzione. Semplicemente siamo nel paese dei magna magna, più magna e più sei contento.